La sede della CGIL è un presidio democratico e antifascista e quando ci sono questo tipo di provocazioni noi reagiamo in maniera seria, pacata e democratica, però reagiamo. Tutte le sedi aperte. Negli uffici della CGIL della Marca la risposta del sindacato all'assalto di Roma, mentre nella capitale scattano gli arresti per gli scontri con i no Green Pass e Forza Nuova finisce nel mirino. I fascisti ci sono, vanno perseguiti perché sono dei fuorilegge e bisogna applicare la legge perché queste persone a piede libero sono delinquenti malannosi. Ma il tema non è solo politico, nella marea in corteo anche famiglie e lavoratori a pochi giorni dal D-Day dell'obbligo vaccinale in aziende e uffici. La questione del Green Pass non l'ha posta il sindacato ma l'hanno posta le controparti, le regole per quanto ci riguarda vanno rispettate, noi siamo perché la gente si vaccini, siamo per convincere i lavoratori ma tutti i cittadini a vaccinarsi e chi non può o non vuole ovviamente deve fare il tampone. E di fronte al rischio caos paventato dalla Regione per l'impossibilità concreta di garantire uno screening ogni 48 ore ai lavoratori non vaccinati, la CGIL ribadisce i tamponi devono essere gratuiti. Qua in Veneto abbiamo fatto il tampone fino a qualche settimana fa a chiunque passasse per la strada, è un tema, come dire, legato alle disponibilità della Regione, e si parla di autonomia, la Regione ha questo tipo di autonomia di scelta, scelga di fare il tampone a quei lavoratori che non possono o non vogliono vaccinarsi.